Uh, saremmo tutti morti. Aveva messo la candela, così hanno detto questi qua, i primi qua. A me una candela in camera, con aperto e tagliata la gomma del gas. Rosanna abita nel palazzo che venerdì sera ha rischiato di saltare in aria per il piano criminale di un condomino che fortunatamente è stato sventato. Lei verso le 19:30 stava rincasando, ma si è trovata davanti polizia e vigili del fuoco, l'intera struttura transennata. La salvezza degli abitanti di questa via, a pochi passi dall'aeroporto Allegri, è stata una coppia che abita al piano terra del condominio. Insospettiti da un forte odore di gas hanno chiamato i soccorsi. Nel palazzo tutti conoscevano quell'inquilino, in molti avevano avuto diverbi con lui. La stessa signora Rosanna ci mostra un esposto presentato in questura poco tempo fa, dopo essere stata aggredita dal 47enne. Magari dita mi aveva anche spintonato, buttata giù dalla scala. Era un... non si poteva parlare assieme. Ma avrebbe mai pensato che potesse arrivare a tanto? Ma no, cercavamo delle volte di aiutarlo. Il piano dell'uomo era accurato e avrebbe potuto distruggere anche le altre abitazioni a fianco al suo condominio. Taciturno, spesso scontroso, i vicini temevano le sue reazioni, ma non pensavano potesse arrivare a pianificare una strage. Era un po' che non si vedeva, era una persona che andava via, tornava, non si sapeva niente, schiudeva tutto dentro, ma non apriva mai.